Ok, buongiorno a tutti. Benvenuta, benvenuto alla presenza del Signore e voglio, prima di ogni altra cosa, che tu possa aprire la parola di Dio nella lettera di Paolo Apostolo ai Filippesi. Leggeremo solo un versetto, che è il versetto 6 del capitolo 1. Questa chiesa che l'Apostolo Paolo, era la gioia dell'Apostolo Paolo. Gli ha portato, questa lettera è chiamata la lettera della gioia, perché lui ripete diverse volte questa parola, no? La chiesa che gli dava molte soddisfazioni a dispetto di tante altre chiese che purtroppo gli davano tanti mal di testa, no? Oltre a questo, la chiesa di Filippi era una chiesa molto esigente con se stessa, no? E guardava tanto ai propri difetti, ma c'è questa parola dell'Apostolo Paolo che è un incoraggiamento per loro, ma soprattutto anche per noi questa mattina, e dice così: e ho questa fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Questa fiducia che noi dobbiamo avere nel Signore. Il Signore non desiste da noi, il Signore insiste con noi, perché Lui sa che non si basa su quello che noi facciamo, ma si basa sulla sua opera in noi. Allora, se tu sei un po' scoraggiato stamattina, stai guardando indietro e stai dicendo: Signore, ma quanta strada devo ancora fare? Allora ricordati questo, pensa a questo: Signore, quanta strada ho già fatto con te, no? E questo è un pensiero veramente che incoraggia tantissimo. Nella mente di Dio tu sei un'opera già terminata, già finita, ma noi dobbiamo avere questa fiducia come aveva l'Apostolo Paolo. Preghiamo insieme che il Signore ci parli questa mattina attraverso tutto quello che faremo insieme, ok? Ti invito già ad alzarti in questo momento, così saremo già pronti per la lode e accogliamo il nostro Signore questa mattina con un cuore aperto. Permetti a Lui di parlarti, permetti a Lui di riempire il tuo cuore con il suo Spirito, perché noi possiamo camminare questa mattina con Lui, ok? Nostro Dio, nostro Padre, ti ringraziamo e ti benediciamo, Signore, di essere qua un'altra volta nella tua presenza, Signore. Grazie perché, Signore, sperimentare te è sperimentare la vita eterna. La tua parola dice: questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Signore, grazie perché ti conosciamo personalmente e ti chiediamo, Signore, nel nome di Cristo Gesù, che tu possa manifestarti in mezzo a noi questa mattina. Grazie, Padre, anche per il caldo, grazie per questa sala di culto, grazie per quello che sperimenteremo questa mattina. Ti lodo, Signore, perché tu sei il nostro Dio e non desisti mai dal tuo popolo. Ti chiediamo tutto questo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Prima di sederti, girati verso il tuo fratello, la tua sorella, dagli un saluto, una parola di benedizione, nel nome del Signore. Alleluia, tuo nome, Senhor. Grazia e pace. Amém? E questa mattina bellissima noi siamo qui in comunione col Signore per adorare il suo nome. È il motivo che non siamo distrutti, è la misericordia del Signore che si rinnova ogni mattina. Amém? E per questo noi vogliamo ripetere, noi vogliamo confermare al Signore, lodare il suo nome questa mattina, gioire nella presenza del Signore, lodare con gioia, perché il Signore merita questo e molto di più. Amém? Alleluia, tuo nome, Signore. Adoriamo il Signore. Le misericordie del Signore sono su di noi, sono così tante.
sei fonte eterna di pace. Ad ogni mattino sono certo che la tua mano è su di me. Voglio adorare, donarmi a Lui, celebrare, gioire in Lui. Voglio amare per sempre. Solo la Chiesa. Voglio adorare, donarmi a Lui, voglio amare per sempre, perché per primo hai amato me. Alleluia, tuo nome, Signore. Ed ogni giorno si rinnovano le sue misericordie, amen? Lui non finisce mai di prendere cura di noi, Lui non finisce mai di essere accanto a noi, perché il suo nome è Emanuele ed è Dio con noi, amen? Lodiamo al suo nome. Con gioia. Ogni giorno si rinnovano le sue misericordie, hai creato i cieli e terra, lodano te. Con i miei occhi non ti vedo, ma sento la tua presenza. Io ti amo, ti esalto e lodo te. Tu mi hai fatto rinascere, ti prendi cura di me, con la tua potenza nella fede.
Amen? Trovo la forza in te per ricominciare. Chi è che trova la forza nel Signore per ricominciare? 1, 2, 3, 4. Facciamo come il pastore fa. 1, 2, 3, 4. Io trovo, la mia forza viene dal Signore che ha creato il cielo e la terra. E questa mattina questo mi ha fatto riflettere che mentre noi pensiamo che siamo da soli, Lui è con noi. E tutto quello che succede sono nelle sue mani. Di quelli che mettono la sua vita nelle mani del Signore. Il Signore non invade. Il Signore, Lui prende quello che tu dai. Il tuo tempo, la tua vita, tu devi consegnare nelle mani del Signore. Altrimenti Lui non fa niente. Lui non invade, Lui non è una persona che fa le cose senza permesso. Lui ci ama e prende cura di noi prima ancora che noi fossimo creati ancora. Lui aveva già un piano nelle nostre vite. E anche quella voglia di lodare il Signore, anche quella voglia di ringraziare, anche quella voglia di alzare al mattino e dire grazie Signore perché io sono vivo. Anche quello viene da Lui e Lui mette nel nostro cuore ogni giorno questa voglia di lodare il Creatore. L'essere umano è creato per lodare il Signore. Tu sei creato per alzare la tua mano tutti i giorni e dire Signore, io ti consegno il mio giorno, ti consegno la mia vita, quello che succede nelle tue mani. Tutto quello che succede il Signore dà il permesso e quindi quello dobbiamo fidarci tante volte e tramite la sua parola fare le nostre scelte, perché il Signore ci dà l'istruzione, il Signore ci dà tramite il suo spirito che abita dentro di noi il metodo per fare le scelte giuste. E noi siamo consapevoli e crediamo nel nome potente di Gesù Cristo, che tramite il suo spirito che abita dentro di noi fa le scelte giuste. E noi siamo qui per lodare il suo nome, mentre noi potevamo anche essere al mare, a passeggiare, però la priorità che dobbiamo avere, non che non lo possiamo fare ogni tanto, ma la priorità è sua, perché anche il cibo, qualsiasi cosa che noi abbiamo, Lui ci dà. È da Lui, per Lui ogni cosa che è creata sulla terra. E io credo in questo. Se tu credi in questo, tu puoi alzare la tua mano e dire io credo in questo, che la mia vita dipende da Lui. E so che Lui non mi lascerà mai, perché è il suo piano e Lui è nel suo sogno che noi possiamo essere con Lui in eterno. E per quello io te lodo Signore, perché so che non mi lascerai mai. Se camminerò nella notte, tu cammini con me, il tuo amore mi salverà. Alleluia. Se mi perderò, so che tu il mio aiuto sarai. La sua mano, la tua mano mi coprirà. loda il tuo Signore. Io non ho paura, perché so che sei con me, e perché tu sei con me. Lodiamo il Signore. Chi temerò, chi temerò. Tu no,
già vedere una luce che risplende per me. Alleluia, il tuo nome, Signore. Più del sole mi scalderà. Allora, Il buio finirà e per sempre con te resterò. Non ho timore, avanti io andrò. Io non ho paura, perché so che sei con me e perché tu sei con me. Ti temerò, ti temerò. Tu non mi lascerai mai, anche se la notte è buia. Tu non mi lascerai mai, quando il vento soffia forte. Tu non mi lascerai mai, non mi lascerai mai. Posso già vedere una luce che risplende per me. Il buio finirà e per sempre con te resterò. Per adorarti, per adorarti. alleluia, Signore, io Posso già vedere una luce che risplende per me. Lui finirà e per sempre con te resterò. Per adorarti, per adorarti. Tu non mi lascerai mai, anche se la notte è buia. Tu non mi lascerai mai, quando il vento soffia forte. Tu non mi lascerai mai, non mi lascerai mai. La Chiesa. Tu non mi lascerai mai, anche se la notte è buia. Tu non mi lascerai mai, quando il vento soffia forte. Tu non mi lascerai mai, non mi lascerai mai. Tu non mi lascerai mai, Signore. Tu non mi lascerai mai, anche se la notte è buia. Tu non mi lascerai mai, quando il vento soffia forte. Tu non mi lascerai mai, non mi lascerai mai. Alleluia, il tuo nome, Signore. Oh Dio, la tua grazia mai mi manca. I giorni miei tenuti nelle mani tue. Dal momento in cui mi sveglio, cantiamo, al calare della sera, io canterò della tua bontà. Nella mia vita sei fedele. Oh, alleluia, Signore. Nella mia vita sei così buono. Nel respiro più profondo io canterò della tua bontà. Amo la tua voce,
mia vita sei così buono, nel respiro più profondo canterò della tua bontà. Ancora un'altra volta nella mia vita. Nella mia vita sei fedele. Nella mia vita sei così buono, nel respiro più profondo Canterò della tua bontà. Applaudo, Senhor. Glória ao tuo nome, Senhor. Perché tu sei buono e sei un Dio fedele. In nome di Gesù. Amém. Potete sederti. Allora, la tua anima riposa nel Signore? È tutto lì, no? Interessante che c'è un testo nella lettera ai Filippesi, sto parlando di una cosa che esula dal messaggio oggi. Dice che non dobbiamo essere ansiosi per nulla, ma in ogni cosa le nostre richieste devono essere rese note a Dio in preghiera, supplica, con azioni di grazia, no? Ed è interessante quando che noi generalmente preghiamo perché quella cosa ci faccia riposare nonostante sia un problema, a volte un problema anche grosso. Poi invochiamo, supplichiamo il Signore, no? E dopo la preghiera la nostra anima è ancora agitata e noi ci chiediamo: ma perché, Signore? Perché c'è la terza opzione, no? Che dice con azioni di grazie. Ossia, io devo cominciare a fare qualcosa di pratico già ringraziando il Signore per quello che otterrò. Quello mi farà stare in pace. Sai perché? Perché questa è la vera fede. Ossia, io ringrazio Dio come se la cosa fosse già successa. Perché pregare e invocare il Signore senza fede non farà nessuna differenza nella nostra vita, ok? Che la tua anima possa riposare nel Signore. La parola di Dio dice nel libro di Apocalisse, capitolo 2, versetto 12, all'angelo della chiesa di Pergamo, scrivi: queste cose dice colui che ha la spada affilata a due tagli, io conosco dove tu abiti, cioè là dov'è il trono di Satana. Tuttavia tu rimani fedele al mio nome e non hai rinnegato la fede in me, neppure ai giorni di Antipa, il mio fedele testimone, che fu ucciso là dove Satana abita. Ma ho qualcosa contro di te. Hai alcuni che professano la dottrina di Balaam, il quale insegnava a Balak il modo di far cadere i figli di Israele, inducendoli a mangiare carni sacrificate agli idoli e a fornicare. Così anche tu hai alcuni che professano similmente la dottrina dei Nicolaiti. Ravvediti dunque, altrimenti fra poco verrò da te e combatterò contro di loro con la spada della mia bocca. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alla Chiesa. A chi vince io darò della manna nascosta e una pietruzza bianca sulla quale è scritto un nome nuovo che nessuno conosce se non colui che lo riceve. Preghiamo che il Signore ci parli questa mattina. Nostro Dio, nostro Padre, ti ringraziamo e ti benediciamo, Signore, per la lode che abbiamo appena vissuto. Ma, Signore, adesso è il momento di ascoltare quello che tu hai da dirci. Ti chiedo nel nome di Cristo Gesù che tu possa, Signore, seminare il buon seme, ma soprattutto, Signore, che noi possiamo avere un cuore preparato a ricevere quel seme, il buon terreno che porti frutto al 30, al 60, al 100 per uno. Te lo chiediamo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Chiesa di Pergamo, dalla parola Pergamo deriva la parola pergamena.
ossia a Pergamo è stata inventata proprio questo materiale per la scrittura, ok? Perché? Perché a un certo punto della storia, dove si scriveva sopra questi fogli, che erano i fogli di papiro, non arrivavano più dall'Egitto, ok? Perché? Perché in Egitto, nella biblioteca di Alessandria, c'era una biblioteca che concorreva con la biblioteca di Pergamo, e quindi loro hanno interrotto questa fornitura di papiro, loro hanno cominciato a scrivere, a inventarsi questo modo di scrivere sopra la pergamena, che non erano altro che pelli di capra o di pecora trattate su dove si scrivevano delle cose e poi stipati come rotoli. Ok? Questa è una città molto interessante. Come abbiamo detto, le 7 chiese dell'Apocalisse si trovano tutte e 7 nella Turchia moderna. Ok? Ci sono i resti di queste città. E la cosa interessante è che in particolare Pergamo era una città che non aveva difese naturali, ossia era in una valle dove veramente i nemici potevano accedere senza grossi problemi e quindi privo di difese naturali. Ok? Io vorrei che cominciassimo a entrare in questa mentalità. Perché privo di difese naturali? Perché anche dal punto di vista spirituale in quel momento era così, ossia una chiesa che era fragile da un certo punto di vista, ma noi vedremo che era anche forte da un altro punto di vista. Allora è interessante questa espressione che la parola di Dio usa per 2 volte: là dove abita Satana, là dove Satana ha il suo trono, ossia là c'era un problema veramente grosso. Allora noi usciamo, questa rappresenta la chiesa imperiale, ossia la chiesa dove il primo imperatore romano, ossia Costantino, si è convertito e ha cominciato a far diventare il cristianesimo religione di Stato o religione per tutto l'impero. Lui aveva pensato che il cristianesimo poteva essere veramente il collante di tante culture che rappresentavano l'impero romano. E là c'era, perché dice là c'è il trono di Satana? Perché là c'era un tempio dedicato al culto all'imperatore, ossia nei primi 3 secoli voi sapete che i cristiani sono stati chiamati di atei, ok? Perché? Perché non adoravano l'imperatore e loro sono stati chiamati atei proprio per questo motivo, perseguitati per questo motivo, ok? Quindi là dove Satana ha il suo trono, ossia là dove l'uomo viene adorato come un Dio, ok? Questo era il senso di quello che stava dicendo la parola di Dio. E là c'erano alcune cose che non funzionavano, ossia in quella chiesa c'erano almeno 2 situazioni difficili, ma è interessante che la parola di Dio dice che ce n'erano alcuni, ossia un piccolo gruppo di persone che praticavano e predicavano dottrine completamente contrarie ai principi della parola di Dio. C'erano questi Nicolaiti che erano delle persone, abbiamo già studiato con la chiesa di Efeso. I Nicolaiti erano delle persone che Nicola era un diacono della chiesa, ok? Che a un certo punto ha lasciato la retta via e ha cominciato ad amoreggiare con il mondo, ossia lui diceva: per conquistare delle persone fuori nel mondo noi dobbiamo comportarci come le persone del mondo. Loro facevano orge, loro facevano feste, loro facevano un sacco di cose che purtroppo avevano preso piede nella chiesa e stavano contaminando tante persone. E poi la parola di Dio ci parla anche di Balaam, ossia questa figura che era uno stregone dell'Antico Testamento quando il popolo di Israele stava entrando nella terra promessa. Balaam è stato uno stregone che è stato pagato da un re che si chiamava Balak per far cadere il popolo di Israele, ossia questo re di nome Balak ha detto: vai là e maledici il popolo di Israele. E questo Balaam non è riuscito a maledire il popolo di Israele perché? Perché il Signore gli ha fatto vedere che quel popolo era un popolo benedetto, ok? E questo stregone ha detto: io non posso maledire se il Signore ha benedetto. E fratelli, facciamo una parentesi qua. Chi può maledire la Chiesa del Signore? Nessuno, perché il Signore ha benedetto, ok?
ma questi due piccoli partiti politici all'interno della Chiesa stavano facendo una confusione terribile. Il Signore dice: guarda, affronta questa situazione perché queste persone stanno facendo danni, stanno amoreggiando con il mondo, stanno facendo dei discepoli, e quindi io non voglio che questo cancro cominci a prendere piede nella mia Chiesa. Questo era quello che non funzionava, ma oggi, buone notizie per tutti, ok? Ci concentriamo su quello che funzionava bene, ok? Perché tu sai che nella Chiesa ci sono tante cose che funzionano bene. E la prima cosa che noi dobbiamo notare, e dice così nel testo: io conosco dove tu abiti, cioè là dov'è il trono di Satana, tuttavia tu rimani fedele al mio nome. Io so dove tu abiti, là c'è un problema grossissimo, là Satana è sul trono, è adorato dalla gente, è adorato dal mondo, ma io so che nonostante questo, nonostante la corrente sia fortissima, tu rimani fedele. Amen? Che bella cosa questa. Il Signore guarda la sua Chiesa là, dice: tu sei fedele al mio mandato. La parola fedeltà è una parola molto interessante, ok? Significa riprodurre il suono dell'origine, ok? Allora, sta attento, quando ci sono quegli impianti, c'era un mio amico, quando ero ragazzino, lui era appassionato di impianti di alta fedeltà, ok? Tu entravi in casa sua e lui aveva costruito la sua casa attorno al suo hi-fi, ossia alta fedeltà. Tu entravi, lui metteva un disco e tu rimanevi: wow, che roba, no? Ti sembrava di essere a un concerto. Invece c'era un ragazzo, quando io andavo in corriera ai miei tempi, ai tempi della scuola, no? Che aveva, sai, quelle radioline, quelle che dovevi, forse i giovani non si ricordano, ma noi un po' più vecchietti ci ricordiamo, no? Quelle radioline con le antenne che dovevi orientare. Lui era un appassionato di calcio e per sentire la partita di calcio lui orientava questa antenna, ogni tanto sentivi, ok? Non era un impianto di alta fedeltà. Lui non riproduceva il suono dell'origine, perché? Perché la ricevente era qualcosa di veramente cinese, ok? Senza riferimenti. Okay? Ma attenzione, gente, in mezzo a tutte le trasmissioni del mondo, Dio guarda la sua Chiesa e dice: tu sei fedele, tu stai riproducendo il vero volto di Cristo qua sulla terra. Gente, questo è per noi stamattina. Il Signore ci guarda come Chiesa, guarda tutti i suoi difetti, perché tu sai che il Signore sa quali sono i nostri difetti, vero? Ma Lui guarda la sua Chiesa e dice: tu sei fedele, tu assomigli, tu hai il volto della Chiesa di Cristo, tu sei colui che deve essere mostrato al mondo. È interessante che ogni tanto Gesù faceva delle deviazioni dal suo percorso naturale, no? Gesù non predicava soltanto delle grandi folle, ma predicava anche a una persona sola, e una cosa in particolare mi ha colpito. Okay? A un certo punto lui stava predicando nel suo villaggio, sia là in Nazareth, vicino al lago di Galilea. E a un certo punto lui ha detto ai suoi discepoli: dobbiamo andare in un posto che io vi mostrerò adesso. Prendete le barche e andiamo dall'altra parte. E lui va da una parte in un villaggio che si chiama Gadara. Gadara. Un villaggio dove c'era un allevamento di maiali. Io scherzo sempre dicendo che i gadareni sono come i mantovani, ok? Hanno più maiali che persone. Noi siamo famosi per 3 cose a Mantova: le zanzare, la nebbia e i maiali. Quando tu stai via 15 giorni da Mantova, quando rientri, la prima cosa che senti è puzza di maiale. Viaggiando in macchina proprio ti arriva, no? E a un certo punto lui parte, va a questa Gadara e trova una persona che era un indemoniato, che i gadareni non riuscivano più a trattenere, l'avevano legato con dei ceppi alle mani e ai piedi, e lui girava per i sepolcri e gridava come un pazzo. Dice la parola di Dio che si autolesionava, era stato bollato come un problema, ossia stai là perché nessuno riesce a gestirti, ok? Il Signore che cosa fa? Lo libera
E a un certo punto questo uomo che da punto a niente torna normale, la parola di Dio dice che si siede, beve, mangia come una persona normalissima, viene totalmente restaurato e dice: Signore, io voglio seguirti ovunque tu andrai. Ma il Signore gli dice: tu non verrai con me, tu tornerai nel tuo paese e testimonierai ciò che il Signore ha fatto per te. Ossia, Dio ha usato una persona totalmente improbabile, l'ha liberata e gli ha detto: tu sarai mio testimone all'interno di queste 10 città che erano la Decapoli, e tu sarai la soluzione, non sarai il problema. Tutti ti avevano bollato come un problema, ma tu sei la soluzione. Allora ti voglio dire una cosa stamattina, ok? Tu sei la soluzione. Tu sei qua esattamente dove c'è il trono di Satana, perché tu ti sei accorto quanto forte è la corrente del mondo qua? Ti sei accorto insieme a me? Sì o no? Ti sei accorto quanto è influente il potere del nemico qua a Treviso? Dove c'è tradizione, dove c'è filosofia, dove ci sono le radici fortissime. Chiediti: Signore, perché io sono qua? Sai perché tu sei qua? Perché tu sei la soluzione, tu sei il fedele che il Signore aspetta che ti manifesti al mondo. Tu non sei qua per star seduto su una seggiola, tu sei qua per combattere. Tu sei una persona fedele, il Signore lo riconosce stamattina, ma noi dobbiamo crederci fermamente a questa verità. Tu ci credi? Tu ci credi? È ancora un po' fiacchetta, però accettiamo quello che viene. Gente, tu non sei qua per caso. Il Signore guarda te e dice: io ho scelto te, tu sei il mio Neymar, tu sei il mio Lionel Messi, tu sei il mio top player, io ti voglio mettere in campo, ma tu devi crederci veramente, ok? Tu ci credi? Gente, quando io vedo certe espressioni, è interessante che il pastore, quando è qua da dietro: sì, pastore, ci credo. Solo Dio. Ma sei una squadra vincente. Perché Cristo avrebbe dichiarato? Ma tu prova a pensare un attimo, ascoltami, fermati un secondo solo. Gesù guardava i 12, ok? 12. 2 di quelli erano chiamati figli del tuono, quelli che volevano far scendere fuoco dal cielo, no? Tu pensa che rappresentanti che Cristo aveva scelto. Un altro era un incredulo che si chiamava Tommaso, ti ricordi? Un altro che le sparava grosse e diceva: Signore, ti seguirò fino alla fine, dopo lo tradisce e lo rinnega 3 volte. Okay? Il Signore li guarda e gli dice: nessuno potrà vincere la mia Chiesa. Ma che cosa vedeva il Signore in quelle persone? Vedeva un'opera finita. E noi dobbiamo credere che Lui guarda noi ogni giorno e dice la stessa cosa: io non posso vedere la mia Chiesa perdere, perché la Chiesa vince sempre. È una Chiesa fedele. Là dove abita Satana, dove c'è il trono di Satana, tu sarai il vincitore. Caro mio, quando io entrerò nel cielo, quando tu entrerai nel cielo, il Signore ha una medaglia per te. Ce l'ha già. E quando Lui te la metterà al collo, sarà per sempre. Non sarà un applauso umano, non sarà un riconoscimento con un diploma teologia dello Spurgeon College, no. Lui dirà: ben fatto mio servo fedele, entra nella gioia del tuo Signore. Amen. Io questo mi basta per farmi diventare pentecostale, ok? La tua fede è salda. La parola di Dio dice in questo testo che loro non hanno perso la fede nemmeno quando c'è stato un sacrificio di questo grande predicatore che non sappiamo chi è, la storia non ce lo dice, e nonostante questo caduta, questo omicidio, questa morte, la Chiesa è rimasta fedele, no? Interessante i momenti di crisi nella Chiesa, no? Perché questo è stato un momento di crisi. Tu prova a immaginare la grande gioia di predicare il Vangelo, ok? Persone, migliaia di persone
che si convertivano, la Chiesa era gioiosa, allegra, conquistava ogni giorno di più terreno per la gloria di Dio, ma a un certo punto uno dei predicatori di punta, tu prova a immaginare oggi, no? Pastore Sandro o Pastore Caio, speriamo di no, spero ancora di avere tante cose da fare qua sulla terra, ma ci restano secchi per qualche motivo. Cosa farà la Chiesa? Oddio, non abbiamo più il predicatore della domenica. Oddio, non abbiamo più il pastore Alessandro, non abbiamo più il pastore Caio. Che cosa fa la Chiesa? Cosa farebbe la Chiesa? Si dispera, si strappa i capelli. Sapete che cosa dice il Signore? Io lascio in momenti di crisi perché gli spiriti delle persone escano fuori e io capisca chi è chi e cosa fa cosa. Questa Chiesa aveva visto il suo predicatore di punta cadere morto per mano dei nemici e che cosa ha fatto la Chiesa? No, noi continueremo ad andare avanti, noi continueremo a operare perché l'opera di Dio è più importante di una singola persona. Quando tu cominci a fidarti delle persone, 100% come se fosse Dio, questo è il grande problema della Chiesa. Perché la Chiesa si deve fidare di una e una cosa sola, del suo Signore. Ok? Perché l'uomo è fallibile. Che cosa dice la parola di Dio? Maledetto sia l'uomo che confida nell'uomo e fa della carne il suo braccio. Questo dice la parola di Dio. Sai, c'è un episodio molto interessante, l'ho citato anche la domenica scorsa, è il momento in cui Mosè sale sul monte e rimane 40 giorni col Signore. Ti ricordi questo momento là nel deserto? E giù cominciano a fare baldoria, ok? Baldorio, si costruiscono 2 vitelli d'oro, cominciano ad adorare i 2 vitelli d'oro e dire questo è il nostro Dio, quello che ci ha portato fuori dall'Egitto. Torna giù Mosè, spezza le tavole della legge, si arrabbia tantissimo, giustamente si arrabbia perché la volontà di Dio non era stata fatta e a un certo punto Dio punisce il popolo, ma poi Mosè va nella faccia di Dio, no? E la parola di Dio dice che lui parlava con Dio come un amico nella tenda di convegno, a faccia. E lui fa una preghiera, gente, che è una cosa straordinaria. Dice, Signore, se la tua presenza non va con noi, se la tua persona non va con noi, non farci muovere di qui. Ok? Il popolo l'ha combinata grossa, ma se la tua presenza non va con noi, per favore non farci spostare di 1 millimetro da qua. Fratelli, è questo che è mantenere la fede nei momenti di crisi. Signore, c'è un momento di difficoltà, c'è un momento di crisi, ma la cosa più importante è che io voglio che la tua presenza sia qua con me. Dio è con te nei momenti di difficoltà, ci credi o no? Quando tu dormi, Dio è lì con te. Quando tu soffri, Dio è lì con te. Quando tu sei al lavoro, Dio è lì con te. Grazie. Quando c'è un tuo parente che muore, quest'anno io ho seppellito 2 persone importantissime per me. Uno era il mio papà spirituale, quello che mi ha cresciuto nelle vie del Signore, 86 anni, e l'altro è il mio papà biologico, 86 anni. E ho detto, Signore, quest'anno è difficile, ok? 2 punti di riferimento nella mia vita sono scomparsi. Cosa dovevo fare io? Strapparmi i capelli e dire, Signore, non ce la faccio. Ho detto, Signore, io continuerò a predicare la tua parola, perché questo che tu mi hai dato da fare, questa è fede, gente. Io so che la vita a un certo punto, nella tua, nella mia, è dura. Ti confronti con delle situazioni difficili, ma il Signore dice, tu devi rimanere fedele, tu devi avere quella fede che dice, io andrò avanti. Abbiamo appena cantato, no? Io non ho paura, non ho timore, avanti andrò, avanti andrò. Qual è l'obiettivo che tu hai in questa chiesa? Qual è l'obiettivo che tu hai su questa terra? Qual è l'obiettivo che Dio ti ha dato perché tu possa compiere la sua opera qua in questa città? La tua fede, dice il Signore, è salda, non hai rinnegato la fede in me, neppure ai giorni di Antipa, mio fedel testimone che fu ucciso fra voi là dove Satana abita. Mantieni la tua fede salda. Terzo punto, a chi vince
Io darò la manna nascosta, che è una pietruzza bianca, sulla quale è scritto un nome nuovo che nessuno conosce se non colui che lo riceve. Allora qua si parla della ricompensa di una chiesa fedele e di una chiesa che ha fede in quello che Dio fa. Non so se ti ricordi della storia di Giacobbe che dopo 20 anni, no, in cui lui è stato manipolato, è stato ingannato, perché lui stesso ha ingannato e manipolato, ma Dio non dimentica le cose, ok? Va a casa di suo zio che si chiama Labano, che ogni giorno combinava una labanata, ok? E lui lo manipolava ogni giorno e diceva delle cose che il giorno dopo erano completamente cambiate. Allora a un certo punto il Signore gli dice, dopo 20 anni di sofferenza, dice: torna indietro, ok? Torna nel tuo paese, torna là dove tu hai combinato tutte quelle cose che hai combinato, perché io voglio sistemare la tua vita. Ed è interessante che a un certo punto lui incontra Dio faccia a faccia in un luogo che si chiama Peniel, che vuol dire faccia di Dio, ok? E lì lui comincia a fare una lotta con Dio, ok? Lui lo prende proprio per il vestito, per la veste, e gli dice: Signore, benedicimi. E questa cosa che lui ha detto è stata molto interessante, perché lui era stato veramente grandemente benedetto, aveva 4 mogli, non so se era una benedizione, ma 4 mogli, aveva 11 figli, era ricchissimo, una moglie basta, ok? Perché almeno conosciamo i difetti, come loro conoscono i nostri. So che mi attirerò le ire funeste delle donne oggi, però anche noi abbiamo difetti, tranquille. Ma 4 mogli, veramente una cosa difficile. E 4 suocere, esatto. Non parliamo di Salomone che ne aveva 1000, immaginate. Quante cose che doveva gestire Salomone dietro le quinte, no? Che la parola di Dio non dice, ma va bene. E lui torna e prende Dio proprio per la veste e gli dice: Signore, benedicimi. E Dio gli dice: tu hai lottato contro gli uomini e contro Dio e hai vinto. Hai vinto, perché oggi io ti darò la tua benedizione, quella che tu desideri tanto. Ossia, lui non considerava più tutti i beni materiali come una benedizione, ma l'unica cosa che lui diceva è: io ho un'unica benedizione qua sulla terra, che è il nome del Signore qua davanti a me. Allora posso dirti una cosa: il Signore conosce benissimo le tue lotte. Tu sai quali sono le tue lotte, vero? Tu le conosci bene. Forse tu stai lottando con un problema fisico. Forse tu stai lottando con un problema familiare. Forse tu stai lottando con un problema nella chiesa, con un tuo fratello, con una tua sorella. E ogni giorno il Signore ti dice: lotta, continua a lottare, perché la vittoria arriva. E il Signore dice: a chi vince io darò la manna nascosta, 1, e una pietruzza bianca su cui c'è scritto un nuovo nome, ossia una nuova identità, una nuova personalità. Sai quando è che Giacobbe ha guadagnato la nuova personalità, la nuova identità? Quando lui ha passato un fiume, che ha incontrato Dio faccia a faccia, che si chiamava Yabok. Allora sta attento a cosa ti dico adesso. Sai qual è il significato della parola Yabok? Significa svuotato. Quando lui si è svuotato della sua personalità, quando lui si è svuotato delle sue aspettative, quando lui si è svuotato delle sue prospettive di vita, il Signore l'ha preso e ha detto: adesso è il momento in cui io ti benedirò 100%, perché tu ti stai svuotando e io ti darò un nuovo nome. Infatti da quel momento lui non si chiamava più Giacobbe, ma si chiamava Israele, colui che ha lottato con Dio e ha vinto. E poi c'è quella manna nascosta, no? Quando tu lotti e sei nel punto massimo della sofferenza e non riesci più a gestire, che dici: Signore, non ce la faccio più, in questo momento ho bisogno di una rivelazione speciale, diversa. Hai mai sperimentato quella cosa che tu apri la parola di Dio e sembra che i versetti escano fuori e che tu dici: Signore, 1000 volte ho letto questo,
ma tu mi stai dando una rivelazione speciale, quella è la manna nascosta che il Signore ti vuole dare ogni giorno. Ma le tue lotte, ricordati, non sono nascoste al Signore. Tu sei una persona vincente, il Signore lo dichiara qua questa mattina. Una chiesa fedele, una chiesa con fede, una chiesa che vince, a cui sarà data la manna nascosta, ossia un nutrimento profondo della parola di Dio, e una pietruzza bianca, ossia una nuova personalità che il Signore farà in modo completamente diverso. A volte noi resistiamo, non ci svuotiamo alla volontà di Dio, resistiamo alla presa del Signore, e il Signore è qua per dirti stamattina: molla, apri la tua mano, permetti che io ti amministri, permetti che io ti plasmi, perché io voglio darti il mio premio, una nuova identità e un cibo che tu non cercherai altro. Allora, per i brasiliani e per qualunque altro popolo, Dio non verrà da te con un'insalata scondita, verrà da te con un churrasco, ok? Bello, saporito. Il Signore ti dirà: è questo il sapore che io voglio farti provare. Agli italiani dirà: insalata scondita o pizza? E sono sicuro che la risposta è scontata: una bella pizza fumante con il salamino piccante, che io mangerei ogni giorno. E il Signore dice: è questo il sapore che io voglio farti provare. Ma a volte, fratelli, mi viene il dubbio che noi vogliamo l'insalata scondita. Noi abbiamo bisogno di un sapore da cui non possiamo staccarci. Il Signore dice: io ti voglio dare la manna nascosta, è una cosa tra me e te che ti nutrirai con un profondo sapore che tu non vorrai mangiare altro. Quando tu ti metti davanti alla parola di Dio e tu assorbi quel cibo spirituale, dici: Signore, io voglio stare qua, perché è qua la tua tavola, è qua che io voglio sentire quel sapore profondo della tua parola. Ci sono persone che giudicano la parola di Dio noiosa. Posso dirti una cosa: vieni a casa mia a studiare la parola di Dio, vieni nel mio ufficio a studiare la parola di Dio, cambierai prospettiva, perché la parola di Dio è così ricca, gente. È una tavola imbandita che ogni giorno il Signore prepara per noi, e a volte il Signore chiama le persone da fuori della sala da pranzo e dice: venite a mangiare perché la cena è pronta. Ti ricordi quella parabola dove le persone non volevano andare al convito e sono rimaste a fare le proprie cose nei propri campi, nelle proprie case, e il Signore dice: ok, loro non vogliono venire, io chiamerò degli altri. È interessante che ogni tanto le chiese si rinnovano, no? Mi piace guardare le fotografie anno per anno della chiesa, no? Le chiese battiste sono famose per fare le fotografie annuali, no? La storia della chiesa. E le prime fotografie che io ho visto di questa chiesa battista Agape, il 40, forse 50% delle persone che un giorno c'erano, oggi non ci sono più. C'è stato un ricambio enorme. Chi è rimasto? La chiesa fedele, la chiesa con fede, è la chiesa che va alla mensa del Signore a mangiare quel cibo saporito che nessuno ti toglierà dalla bocca. Amen, chiesa. Il Signore ha da dirti questo stamattina, che il Signore possa veramente riempire la tua anima di questa soddisfazione di essere figlio di Dio. Preghiamo. Nostro Dio, nostro Padre, grazie perché tu ci hai dato, Signore, parole di incoraggiamento questa mattina. Grazie, Signore, perché ci consideri la tua squadra che vince. Signore, io ti lodo e ti benedico, perché il potenziale, Signore, delle nostre chiese sono enormi. Signore, ti chiedo che noi possiamo credere veramente a ciò che tu pensi di noi, ciò che Dio dice di me. Grazie, Signore, per tutti quelli che sono intervenuti questa mattina e in questo culto. E ti chiedo, Signore, che adesso che affronteremo la cena del Signore, tu possa, Signore, parlare ancora ulteriormente al nostro cuore, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Ti invito ad alzarti in piedi, invito qua coloro che distribuiranno gli elementi, per favore. E
invito la Chiesa, tu che hai deciso di condividere la cena del Signore con i tuoi fratelli, ti invito a entrare dalla corsia centrale e rientrare dalla corsia laterale, ok? Dobbiamo sempre mantenere un pochino le distanze di sicurezza ancora. Alcuni fratelli, alcune sorelle in queste settimane sono stati positivi al Covid, no? Ci hanno già concesso di toglierci la mascherina, grazie a Dio, però dobbiamo avere ovviamente alcune attenzioni, ok? Tu che hai deciso, comincia pure a venire qua, che il Signore possa... Chi è che deve distribuire di qua, Pietro? Sì. Jonas, se passi di qua magari posso aiutare... Clelia. Ok. Va bene. Clelia. Va bene? Fratelli, è con voi.
Amen. Prova a pensare solo per un attimo, no? Al Dio infinito che ha scelto di entrare in un corpo finito per venire a cercarti. Interessante che il primo missionario della storia è Dio stesso. È andato a cercare, ti ricordi, è andato a cercare Adamo ed Eva che avevano peccato. E Dio ha cercato me, ha cercato te, nei meandri di questo mondo, e ha detto: tu sei il mio Lionel Messi, tu sei il mio top player, io ti voglio nella mia squadra, perché tu possa vincere insieme alla mia Chiesa, che non cederà mai terreno alle porte dell'inferno e dell'Ades, così ha dichiarato Gesù. Ricordando che Cristo ha dato se stesso per ciascuno di noi, seppellisci tutta la tua amarezza, tutta la tua ira, tutta la tua disappunto per le questioni della vita e pensa al tuo destino eterno, pensa dove sei diretto, dove stai andando, perché questa vita passa, pochi istanti ti giri ed è già finita. Ma tanti grandi uomini di Dio, nella parola c'è scritto che loro sono morti vecchi e sazi di anni. Stavano dicendo: Signore, sono pronto per partire perché ho vissuto tutto quello che c'era da vivere qua sulla terra, adesso so che c'è ancora di più. Amen? Ricordando che questo rappresenta il corpo di Cristo spezzato sulla croce per te. Prendiamo insieme. Claudia, puoi pregare? Puoi pregare? Per tutto ciò che tu hai realizzato, Signore, in quella croce, Signore, donando la tua vita, Signore, versando il tuo sangue, Signore, affinché noi avessimo la remissione, Signore, dei nostri peccati, Padre. Noi ti ringraziamo, Signore, per il tuo amore, Signore, per il tuo perdono, per questo dono meraviglioso, Signore, nelle nostre vite, Signore. Grazie, Signore, per tutte queste cose, Signore, perché tu sei un Padre amorevole, oh Dio. Ci hai amato per primo e noi ti ringraziamo nel tuo nome, Signore. Amen. Amen. Dopo il pane, Gesù ha condiviso il vino, no? Il calice. E la parola di Dio dice così, se non ricordo male nella prima lettera di Pietro, dice: voi non siete stati riscattati con cose corruttibili come oro o argento. Voi pensate, no? L'oro corruttibile, noi che lo riteniamo il metallo più prezioso del mondo, ma dice: ma col prezioso sangue di Cristo, dal vano modo di vivere dei vostri padri. Ossia, attraverso il sangue Gesù ha spezzato ogni maledizione, ogni catena spirituale di tenebre nella mia e nella tua vita. E io e te abbiamo il privilegio di camminare in novità di vita. Basta che tu ti guardi un attimo indietro. Cosa eri prima di conoscere il Signore? Cosa facevi prima di conoscere il Signore? E tu adesso ti guardi e dici: Signore, grazie al tuo sangue che io sono quello che sono oggi. Non grazie al mio sforzo umano. Tu hai spezzato ogni catena spirituale. Prendiamo insieme. Signore nostro Dio, grazie perché la croce ci parla. La croce esige tanto da ciascuno di noi, ma dà anche tanto a ciascuno di noi. Ti ringraziamo perché sangue è vita, vita nuova in Cristo Gesù. Tu hai fatto un punto zero nelle nostre esistenze. Hai rinnovato completamente tutto, Signore. E questo, Signore, io ti chiedo che sia veramente un pensiero fisso nel cuore di ogni figlio tuo vero. Signore, aiutaci a non tornare mai là dove noi abbiamo cominciato. Signore, aiutaci a vincere ogni giorno, perché è già vinta, ogni nostra iniquità, ogni nostro modo sbagliato di agire.
perché Cristo ha pagato per noi. La sua parola dice è compiuto, è pagato appieno, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Potete sedervi e continueremo ad adorare il nostro Dio con le nostre decime, con le nostre offerte, con le nostre primizie. Alziamoci in piedi, lodiamo il nome del Signore. Le misericordie del Signore sono su di noi. Così tante che non li posso contare. Non sono degno di stare davanti al suo trono, ma il suo sangue versato mi ha giustificato. I miei peccati ha lanciato in fondo al mare, cancellati mai più se ne ricorderà. È una sua promessa, appartengo a lui, sono nuova creatura del suo spirito, voglio adorare, donarmi a lui, celebrare, gioire in lui, voglio amare per sempre. Sono su di noi, sono così tante che non li posso contare. Non sono degno di stare davanti al suo trono, ma il suo sangue versato mi ha giustificato. I miei peccati ha lanciato in fondo al mare, cancellati mai più se ne ricorderà. È una sua promessa, appartengo a lui, sono nuova creatura nel suo spirito, voglio adorare, donarmi a lui, celebrare, gioire in lui, voglio amare per sempre. Tu sei la mia rocca, appartengo a te, sei fonte eterna di pace. Ad ogni mattino sono certo che la tua mano è su di me. Tu sei la mia rocca, appartengo a te, sei fonte eterna di pace. Ad ogni mattino sono certo che la tua mano è su di me. Voglio adorare, donarmi a lui, celebrare, gioire in lui, voglio amare per sempre. Voglio adorare, donarmi a lui, celebrare.
Signore, grazie Padre per la tua bontà, grazie Signore perché tu questa mattina, Signore, ci hai fatto veramente un banchetto, Signore, della tua parola, Signore, ci hai veramente alimentato, Signore, di tutto ciò che tu hai per noi, Signore, della tua vita, Signore, e noi ti ringraziamo, Signore, perché noi siamo privilegiati, oh Padre, di avere questo, Signore, e quando noi vogliamo, Signore, apriamo le nostre Bibbie e abbiamo questo, Signore, nettare, Signore, questa cosa meravigliosa, Signore, che il Signore ci ha dato, ci ha donato per noi. Grazie, Signore, per tutto ciò. Benedice, Signore, ogni famiglia, Padre, che è venuta qui questa mattina e quelle che sono venute qui, Signore, a consegnare le decime, le offerte, che tu possa, Signore, benedire grandemente, Signore, queste famiglie, Signore, dando tutto ciò che loro hanno bisogno, Signore. Grazie, Signore, perché il Signore possa, Signore, provvedere, Signore, la tua opera possa andare avanti, Signore, che noi possiamo veramente avere la visione, Signore, tuo, Padre. Metti nel nostro cuore, Signore, la tua volontà ogni giorno. È quello che ti ringrazio e che ti chiedo in nome di Gesù. Amen. Ok. Allora, buongiorno a tutti. Siamo veramente dei calciatori che hanno tirato un calcio lontanissimo, il pallone è arrivato dove c'era bisogno che arrivasse, una palla che è una benedizione. La Chiesa Agape, riunita, ognuno secondo le sue possibilità, ha raccolto una somma, 2.100 euro, forse adesso viene anche proiettato, che sono arrivati, partiranno con l'opera missionaria e arriveranno in Siria e Venezuela. Allora, 2.100 euro che dalle nostre sedi hanno preso la rincorsa e sono andati là dove c'era bisogno. Non siamo tutti chiamati a prendere e partire come missionari, ma siamo tutti chiamati a sostenere l'opera missionaria. E lo abbiamo fatto, continuiamo a farlo, continuiamo a donare. Ci sono vedove, ci sono orfani, ci sono bambini, ci sono famiglie che sono state devastate dalla guerra, quindi continuiamo a mantenere questo impegno perché noi abbiamo benedizioni abbondanti tutti i giorni, possiamo donare qualcosa e se ci mettiamo tutti insieme questo qualcosa diventa molto rilevante. Quindi grazie Chiesa, siete meravigliosi, siamo meravigliosi, continuiamo così. Poi, per quanto riguarda il campeggio dei giovani, dei preadolescenti, adolescenti, stiamo raccogliendo il cibo, grazie anche per questo, perché stiamo facendo una dispensa straordinaria. E vi aggiorno un po', pasta ne abbiamo a sufficienza, manca un po' di riso, manca l'olio, c'è sale, abbiamo sale e abbiamo luce, quindi ecco, manca sì, ancora pane in fette, biscotti, abbiamo tantissima Nutella, quindi ragazzi se ancora non vi siete iscritti pensate che c'è anche la Nutella, almeno per la Nutella se non per altro. Ok, insomma, sottolineo che questa raccolta che stiamo facendo di cibo non è un obbligo, non è che chi manda i figli al campeggio deve portare qualcosa da mangiare, è un contributo che noi abbiamo chiesto a tutta la Chiesa per far sì che la retta che poi verrà pagata per il campeggio sia sufficiente e possa coprire tutte le spese in modo tale da non gravare ancora di più sui genitori, quindi è un aiuto che vogliamo dare, non un'imposizione in più di peso, ok? Quindi ecco, se poi ci sono domande o cose mi trovate all'uscita per le iscrizioni. Buona settimana a tutti, Dio vi benedica. Ok, fratelli, cominciate a pregare per questo campeggio dei ragazzi, ci sono già più di 30 iscritti, ok? E quindi abbiamo un bel lavoro da fare. Il titolo del campeggio è Radical Camp, ossia campeggio radicale. Noi vogliamo veramente dare qualcosa di fortissimo
ai nostri ragazzi in modo che possano fare un bel salto di qualità spirituale. Okay? L'altra cosa, ricordatevi di pregare per i nostri battesimi di settembre. Allora, abbiamo 12 battesimi da fare, più, attenzione, altre circa 10-12 persone che vogliono diventare membri di chiesa. A proposito, se qualcuno ha intenzione di diventare membro della Chiesa Battista Agape, può parlare con me o con il pastore Caio, ok? E quindi da settembre il nostro range aumenterà di circa 20-25 persone. Su una chiesa di 250 il 10% stiamo offrendo la decima al Signore, no? Di anime. Gloria a Dio per questo. Le lotte ci sono, ma portano frutto, ok? Gloria a Dio per questo. Alziamoci tutti in piedi. Chiesa di Dio, sei stato tu a fare questo lavoro, ok? Tutti insieme abbiamo fatto e il Signore ci sta dando veramente di raccogliere. Chi semina con lacrime raccoglierà con canti di gioia. Amen? Preghiamo. Nostro Dio, nostro Padre, grazie Signore per il culto di questa mattina. Adesso io ti chiedo di benedire ciascuno dei miei fratelli qua, Signore, che tornino a casa con la coscienza, con la consapevolezza che l'amore di Dio nostro Padre, la grazia salvatrice di Cristo e le consolazioni dello Spirito di Dio sia con tutto il popolo di Dio su tutta la terra da oggi e per sempre. Amen. Buona settimana, Dio vi benedica. Le sue misericordie, amen? Lui non finisce mai di prendere cura di noi, Lui non finisce mai di essere accanto a noi.